tensioni interne alla Lega dopo lo scontro Salvini-Zaia al Consiglio federale e ora gli zaiani attendono la contromossa del governatore. Potrebbe essere in discussione la leadership del segretario. Servono una visione più europea e maggiore competitività. Non possiamo rimanere indietro rispetto a Stati Uniti e Cina. Alla vigilia dell'Assemblea Generale di Confindustria Veneto Est, il messaggio al governo del presidente uscente destro. Follia a Vicenza, dopo la lite con la fidanzata Sperona, l'auto della polizia tenta di investire un agente e fugge. 25enne arrestato dopo l'inseguimento ad Arcugnano. Domani lutto cittadino a Paese per i funerali del poliziotto morto nello schianto di Roma. Oggi la Camera ardente, lo strazio di familiari e fidanzata. Tra i messaggi quello della collega alla guida della volante schiantatasi. Faccia a faccia con i ladri, all'ora di cena in casa, terrore per una famiglia a Noale. Il racconto di Manuela che ha inseguito i malviventi fino in cortile. Durante una gita con la scuola in un orto didattico, bimbo raccoglie e mangia un fungo che contiene sostanze allucinogene, ricoverato in pediatria, fortunatamente fuori pericolo. Ha circa 2000 anni e ha trascorso gli ultimi decenni dimenticata in una cantina di Mestre. È la testa di una divinità femminile romana che i carabinieri hanno consegnato al Museo Archeologico Nazionale di Venezia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la politica, perché è scontro tra Salvini e Zaia per il futuro politico della regione. La tensione resta alle stelle. Buona parte del Carroccio veneto è in attesa della contromossa del governatore che potrebbe decidere di far valere il suo peso politico. Lo stesso Salvini a questo punto potrebbe essere in bilico. Chi lo conosce bene dice che difficilmente se la farà passare e che le conseguenze politiche potrebbero essere dietro l'angolo. Non una scissione, non sarebbe nel suo stile, ma un segnale forte, prorompente, la stessa messa in discussione della segreteria nazionale, la sopravvivenza quindi del leader Massimo in vista di un congresso ancora da definire. Buona parte del mondo leghista veneto attende un segnale da Luca Zaia, reduce da quello che è stato raccontato come uno scontro senza precedenti con il capo Matteo Salvini nel corso del Consiglio federale di mercoledì alla Camera dei Deputati, dove quella che doveva essere un'analisi del crollo elettorale in Umbria ed Emilia-Romagna si è presto trasformata in un botta e risposta tesissimo sul Veneto. Il retroscena che vi abbiamo raccontato ormai è noto, con il segretario della Lega che avrebbe sottolineato come anche in Veneto i risultati del Carroccio non siano stati brillanti nelle ultime tornate elettorali, performance deludenti che renderebbero difficile non solo la battaglia per il terzo mandato, ma anche rivendicare il candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali che potrebbero tenersi a ottobre 2025, ovvero fra poco meno di un anno. Parole che hanno fatto perdere le staffe a Zaia, più che mai convinto della necessità di non mollare il Veneto a Fratelli d'Italia e più in generale la questione settentrionale. Di fronte a questo rede razionem, il primo a non scandalizzarsi è Roberto Bulldog Marcato, intervenuto così a Focus con il direttore Luigi Baccialli. Se questo confronto porta alla candidatura di un leghista alle prossime regionali, va benissimo anche il confronto scontro, insomma non ci vedo nulla di male, sono dialettiche normali all'interno di un partito. Spero bene che ci sia stata una reazione vivace da parte del governatore e spero anche e auspico che ci sia una reazione ancora più vivace e forte da parte del partito nella sua dirigenza. Che si confrontino può portare a trovare la soluzione migliore per le esigenze che hanno i nostri cittadini. Io posso solo testimoniare le amministrazioni locali, e mi riferisco a comuni e a provincia. Per quel che concerne la provincia di Treviso abbiamo ancora dei numeri che ci dicono che la Lega esprime una classe dirigente che è stata in grado in modo concreto di risolvere i problemi dei cittadini. Di fatto ora si attende la contromossa di Zaia con tanti leghisti veneti, non solo i fedelissimi, pronti a scatenare d'inferno il suo segnale, per parafrasare il gladiatore. Una cosa sembra certa, la battaglia sarà interna alla Lega, nessuno strappo movimentista ma la volontà di incidere sulla linea politica senza escludere il cambio di segretario se ci saranno i numeri, magari con un asse Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Insomma, Zaia potrebbe far valere tutto il suo peso politico nel partito. Nella Liga Veneta in tanti sperano sia la volta buona. Servono una visione più europea e maggiore competitività, non possiamo rimanere indietro rispetto a Stati Uniti e Cina. Queste le parole del presidente uscente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, alla vigilia dell'Assemblea Generale convocata domani.
Noi come Confindustria anche a livello nazionale i messaggi li passeremo forti. Ieri c'è stato un trilaterale secondo me significativo con Confindustria appunto italiana, tedesca e francese e con la presenza anche della Presidente Metsola, quindi penso che i messaggi noi li passeremo in maniera chiara e forte. Abbiamo bisogno di più Europa, soprattutto di fronte a due colossi che continuano a crescere anche nelle economie che sono le economie del futuro, e quindi dobbiamo sicuramente non essere da meno rispetto a Stati Uniti e Cina. Confindustria Veneto Est, attraverso la voce dell'Associazione Nazionale degli Industriali, è pronta a far sentire all'Europa che va delineandosi le proprie richieste, perché, spiega il presidente uscente Leopoldo Destro, le sfide future che le imprese dovranno affrontare saranno sempre più difficili e complesse. E guardando alla realtà italiana, naturalmente, arriva un messaggio anche al governo. Tra le richieste che osa Destro, il bisogno di investimenti che devono andare nell'ottica di affrontare le diverse transizioni, ma anche dell'essere più competitivi, e ancora una modifica nei tempi e nei modi di Industria 5.0. La nostra richiesta è di cambiare le percentuali dell'IRES per gli utili che vanno reinvestiti all'interno dell'azienda, bene il cuneo fiscale, perché dobbiamo guardare anche ai nostri collaboratori, che diventi però permanente. Alla vigilia dell'Assemblea Generale 2024 di Confindustria Veneto Est, che segnerà il passaggio di testimone al vertice dell'associazione, il presidente uscente Destro traccia un bilancio del biennio fondativo avviato nel gennaio 2023. Oggi Confindustria Veneto Est rappresenta la seconda territoriale del sistema, con 5.062 imprese associate che danno lavoro a 276.000 collaboratori. Un bilancio importante, siamo diventati un'associazione che guardava alle province, a una provincia, e ci siamo diventati invece una struttura sovraprovinciale, quindi abbiamo messo due associazioni insieme con quattro province, con l'idea di sapere fino in fondo che stando insieme e rafforzandoci siamo più forti in termini di servizi a livello di associati e più forti a livello di rappresentanza. Il Covid, l'inflazione, i conflitti bellici hanno fatto da scenario alle nuove sfide che le imprese si sono trovate ad affrontare, dall'accelerazione tecnologica alle transizioni. Il territorio deve crescere, sottolinea ancora Destro, per andare incontro agli scenari futuri. Chi attrarrà più risorse in termini di capitali finanziari, umani, culturali saranno le grandi metropoli, le grandi megalopoli. Noi dobbiamo ragionare in tal senso. E lo scenario internazionale influisce pesantemente sull'economia veneta, fatta di piccole e medie aziende votate all'export, una crisi che ha bisogno di risposte. Per questo il Partito Democratico regionale ha presentato il Patto per la crescita per rilanciare l'economia veneta. Oggi noi vogliamo proporre un patto per la crescita, 5 punti molto precisi, azioni concrete, non slogan, che riguardano la necessità di rifinanziare il fondo per le automotive, che anche in Veneto ha un impatto molto importante come settore, risorse a favore dell'energia per le imprese con delle politiche fiscali ben precise, risorse per l'investimento nella formazione dei lavoratori e negli investimenti per la digitalizzazione delle imprese, cosa sempre più importante per poter stare nei mercati con agilità. Questi i 5 punti del patto per la crescita presentati dal segretario regionale del PD. La crisi economica e industriale sta interessando anche il Veneto, sottolinea Martella, e l'immobilismo del governo nazionale e regionale non è compatibile con le necessità delle categorie economiche che chiedono interventi immediati. E quest'anno per la prima volta, quando abbiamo fatto le audizioni in prima commissione sul bilancio regionale, per la prima volta le associazioni di categoria hanno usato toni molto preoccupati. Quindi io credo che le associazioni siano fortemente in campo e disponibili a ragionare. È chiaro che se la risposta che arriva da Zaia e dalla Regione è l'aumento dell'IRAP proprio su quei settori come il comparto moda, il comparto calzaturiero, che tra i settori della manifattura sono quelli più in crisi, mi sembra la risposta peggiore nel momento sbagliato. Presente anche il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del partito, che evidenzia come il governo sposti fondi dall'economia reale a favore di opere che sono molto lontane dall'essere realizzate, come il ponte di Messina, per anni usato dagli esponenti leghisti come esempio di sperpero di denaro pubblico. Io continuo a chiedermi con che faccia si possono presentare in Veneto, in Lombardia, nel nord, a dire
hanno impegnato 15 miliardi di euro già l'anno scorso sul ponte, ne chiedono 3 miliardi in più e nel frattempo l'industria sta soffrendo. Le aziende chiudono, tanti lavoratori perdono il posto di lavoro, ci sarebbe bisogno di aiutare il sistema produttivo di tutto il Paese e non di concentrare miliardi e miliardi di euro su un'opera inutile. La cronaca ci porta nel Vicentino, litiga con la fidanzata, sperona l'auto della polizia, tenta di investire un agente e fugge. In seguito è stato bloccato e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Inseguimento furioso ad alta velocità. Le pantere della polizia, sirene spiegate, braccano il fuggitivo in tangenziale sud a Vicenza. Tutto è iniziato qualche minuto prima. Una ragazza chiama il 113 e chiede aiuto. Si trova a Ponte Alto, ha litigato col fidanzato e ha paura. Sul posto si precipitano le volanti della questura. Al loro arrivo però il giovane di 25 anni sale a bordo della sua macchina e per guadagnarsi la fuga sperona una delle auto della polizia e tenta di investire un agente che nel frattempo era sceso dalla vettura. Inizia la fuga, dietro le pattuglie della polizia. Il fuggitivo nella sua folle corsa urta una macchina delle volanti in tangenziale e poi altre automobili che lo rallentano finché viene finalmente bloccato in zona Lapio ad Arcugnano. A quel punto gli agenti della squadra mobile e delle volanti arrestano il giovane con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Adesso si trova nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Domani lutto cittadino a Paese per i funerali del poliziotto morto nello schianto tra volanti a Roma. Stamattina l'apertura della Camera Ardente, lo strazio di familiari e della fidanzata. Sono arrivati poco prima delle 13 i familiari di Amar Cudin, il poliziotto rimasto ucciso in un frontale tra due volanti in servizio a Roma. La mamma straziata dal dolore, scortata da un poliziotto, la sorella e la fidanzata Anna, che avrebbe sposato a breve. Per tutti loro il 32enne aveva deciso di tornare a casa, andare a convivere, sposarsi, stare accanto alla famiglia. Ma in un attimo tutti i sogni si sono infranti in questa strada della capitale. La Camera Ardente, la baravolta dal tricolore, due poliziotti in alta uniforme e le maglie del rugby appoggiate sulle sedie, tantissimi fiori, tra loro il messaggio di Giada, la poliziotta che guidava la volante nel momento dell'incidente. Accanto a te mi sentivo come una sorella più piccola, cercavi di proteggermi quando le situazioni erano difficili e lo hai fatto fino all'ultimo respiro, sei stato uno scudo. Il funerale, in forma laica, si terrà per volere della mamma e della sorella al campo di rugby Gianni Visentin. Saranno in tanti a voler salutare Amar, giovane pieno di vita che aveva scelto per passione la divisa, aveva scelto di aiutare e proteggere i cittadini. E ci saranno le squadre del rugby Paese, la rappresentanza di tutte le società dove Amar aveva militato, dal Benetton al San Donà al Mogliano. Al Paese ci sarà il lutto cittadino ed un minuto di silenzio alle 10, orario di inizio delle esequie. Una perdita davvero tragica per tutta la nostra comunità, le parole del sindaco Katia Uberti. Moltissime le persone che in queste ore hanno voluto salutare Aman, parenti ed amici. È un bravo ragazzo e avevano anche dei progetti per questa primavera. È stato una cosa troppo, un colpo al cuore proprio, veramente. Amar era un nostro alunno delle superiori, ho tantissimi bei ricordi, era una grande persona proprio. Lo conoscevo quando era piccolino, proprio appena arrivato dalla Bosnia, aveva avuto 2 o 3 anni, proprio un bambino. Bello come il sole, bravo, forte, una famiglia veramente eccezionale, la Vesna, sua mamma e sua sorella sono persone veramente a posto. Il mio ultimo ricordo l'anno scorso, quando a fine partita veniva a bordo campo a salutare la fidanzata e i familiari. C'è anche chi non lo conosceva ma ha voluto porgere un saluto ed un fiore. Io ho un genero carabiniere e... Troppo dolore, troppo difficile accettare una morte così improvvisa. I familiari entrano nella Camera Ardente, cala il silenzio. Le sue foto, il suo sorriso testimoniano chi era Aman. Il 32enne verrà sepolto nel cimitero di Paese. L'esercito con i lagunari anche a Noale, l'appello di Manuela, residente a Cappelletta, divenuta portavoce dei residenti dopo essersi trovata faccia a faccia con i ladri. Cosa è successo mercoledì? E niente, è successo che mi sono trovata in casa, pensavo una persona, alla fine erano 2.
I ladri? Sì, certo, i ladri. Paura e terrore a Cappelletta di Noale mercoledì scorso durante l'ora di cena, quando Manuela insieme al marito si è ritrovata faccia a faccia con i ladri. E scendo dalla cucina, me lo sono trovata davanti bello tranquillo che scendeva le scale con una federa nella quale aveva messo quello che ha potuto trovare. Bottino di circa 1 migliaio di euro tra monili e oro, ladri che hanno agito in camera da letto, ma non lasciando ogni cosa alla rinfusa, anzi riponendola e ripiegandola, come si vede dalle foto scattate subito dopo il blitz. Si tratta del secondo furto subito in appena 2 anni, il primo a gennaio 2022. L'altra sera i ladri sono riusciti ad entrare indisturbati in casa, accedendo dalla porta tagliafuoco lasciata aperta e disattivando pure il sistema di videosorveglianza. Praticamente questo scendeva da qui e l'hanno spento perché abbiamo le telecamere qui, poi ci sono anche dentro. Ladri messi in fuga dalla stessa Manuela, la depredata, che li ha inseguiti fino al cortile. Io, come l'ho visto dentro in casa, non so, non ho capito più niente e ho urlato, ho iniziato a seguirlo, quindi l'ho seguito in questo giardino. Quando sono arrivata qua mi sono accorta che c'era anche un'altra persona che stava già scavalcando. Questo ha corso, ha scavalcato la rete e quando ha capito che io non potevo scavalcare la rete perché ho appunto dei problemi al ginocchio, mi ha sorriso, mi ha detto delle cose che io non ho capito. Incaricati delle indagini carabinieri, il doppio appello di Manuela, il primo anche in qualità di portavoce dei residenti, al sindaco Stefano Sorino. Io questa mattina proprio ho chiesto un appuntamento al sindaco perché secondo me ne senti troppe. È ora che facciamo qualcosa di concreto. Non so se servano più forze dell'ordine. Adesso magari dico una cosa, una stupidaggine, però c'è anche l'esercito. In alcune città interviene l'esercito. Quindi io penso che Noale e le zone limitrofe abbiano bisogno di avere più come dire, che ci siano persone che ci tutelino di più. Infine l'invito alla comunità affinché ciascuno riesca a dare una mano alle forze dell'ordine per la cattura dei criminali. Noi cittadini dobbiamo denunciare, perché io credo che se non arrivano le denunce le forze dell'ordine non hanno del materiale sul quale avere dei riscontri. Nella notte ignoti fanno esplodere uno sportello bancomat a Borgoricco. Mi sono spaventata, pensavo che mi avesse buttato giù a casa. Noi non eravamo qui al bar, però l'allarme è scattato alle ore 2:57 del mattino. Il botto alle 2:57 di notte ha svegliato i residenti di Borgoricco. Ad esplodere lo sportello bancomat della banca di credito cooperativo dell'Alta Padovana in via Desman. I malviventi, usando polvere pirica, hanno fatto saltare in aria la cassa automatica per poi arraffare il denaro che era all'interno e far perdere velocemente le proprie tracce. Sul posto, immediato l'intervento dei carabinieri. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Non è la prima volta che questa filiale viene colpita dai malviventi. Già 5 anni fa era stato assaltato il bancomat con modalità molto simili a quelle di ieri sera. Sul posto anche l'unità degli artificieri dell'arma per bonificare l'area. I danni sono stati limitati allo sportello automatico e alla stanza adiacente. Quello che resta però è la paura. È molto preoccupante, sì, siamo preoccupate. Restiamo nel Padovano dove un bimbo durante una gita raccoglie e mangia un fungo contenente sostanze allucinogene, curato in pediatria fortunatamente fuori pericolo. Era stato attirato da questo funghetto che spuntava dal terreno durante una visita in un orto didattico compiuta con i compagni di classe. Peccato che il funghetto, un esemplare di Conocibe, oltre a non essere commestibile, contenga 2 sostanze allucinogene. Il caso è avvenuto nella Bassa Padovana. Il bambino è stato subito accompagnato nella pediatria dell'ospedale di Schiavonia, dove sono intervenuti i micologi del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6. Individuata la specie ingerita, il bambino è stato sottoposto alle terapie adeguate e in seguito dimesso senza alcuno strascico. L'occasione per ribadire come i funghi possono essere potenzialmente letali e ricordare che l'ULSS offre un servizio di analisi gratuito. E adesso un'importante scoperta in una cantina, Mestre. È un testa di una probabilmente divinità femminile di età romana.
e quindi è un pezzo che arricchisce le collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Venezia ed è un ritrovamento molto prezioso per noi. I musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna hanno da oggi un'opera di epoca romana in più. Gli è stata consegnata dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Gli accertamenti scientifici lo collocano nel I secolo d.C. come modalità di costituzione, quindi la parte più storico-artistica lo colloca nel I secolo d.C. Probabilmente Diana o Venere, sicuramente era parte di una figura intera, quasi certamente a ornamento di un'abitazione privata di alto rango o di spazi pubblici come le terme. Il ritrovamento nasce da un profondo senso civico del proprietario, il quale per asse ereditario ha trovato all'interno della sua abitazione questo bene artistico e, riconoscendo un fumus di possibile interesse storico-culturale, ha interessato gli organi competenti che di fatto ne hanno verificato poi l'origine e quindi anche il valore e la tutela che necessitava. Gli accertamenti hanno ricostruito la storia recente del reperto, rinvenuto in un campo agricolo in Toscana a cavallo tra gli anni 40 e 50. Il rinvenimento fortuito non denunciato rappresenta un reato, così come le acquisizioni successive configurerebbero la ricettazione. Ad ogni modo, la testa è rimasta in una cantina di Mestre fino alla denuncia alla Soprintendenza di Venezia da parte dei nuovi proprietari dell'immobile. La precauzione che è opportuno sempre avere è proprio quello di verificare, di porsi una domanda. Porsi la domanda se quell'oggetto innanzitutto ha la natura che a me sembra che abbia, oppure sia altro. Nel momento in cui dovesse avere la natura che a me sembra che abbia quell'oggetto archeologico, che abbia un titolo legittimo di possesso. Questo significa essere sostanzialmente onesti e poi attivare le procedure che sono previste. Adesso sarà esposto? Per il momento no, però faremo un bel evento di inaugurazione dell'esposizione tra qualche mese. Ed è tutto, vi lascio come sempre alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.